dei 50 d'orso assoluti maschi. In corsia 8 Lorenzo Menegaldo, Idros. Alla 1 Alessandro Calcagni, Team Veneto, secondo ai Criteria nei 100 d'orso. In corsia 7 ritroviamo per il Team Veneto il pluricampione giovanile medagliato agli Euro Junior e Mondiali Junior di staffetta Stefano Nicetto. In corsia 2 per la Leosport, campione giovanile 100 e 200 d'orso per l'anno 2001, Giulio Ciavarella. In corsia numero 6 per Genova Nuoto, pluricampione italiano giovanile, finalista agli assoluti, bronzo alle Universiadi di staffetta, ha preso parte ai mondiali di vasca corta l'anno scorso, Davide Nardini. In corsia 5 Virtus Buonconvento, la sua società, già campione assoluto e finalista ai campionati europei di vasca corta nel dorso, Fabio Laugeni. E miglior tempo di iscrizione in corsia 4 per Vigili del Fuoco Modena, il campione assoluto in carica in vasca corta dei 100 e 200 d'orso, già nazionale maggiore per lui, Lorenzo Mora. Lorenzo Mora 23,91 il suo PB, è il nono di sempre in Italia. Laugeni 23,92 è l'11° di sempre in Italia. Insomma, specialisti del dorso veloce insieme a Nardini che è un migliore di 24,28 in questa gara, e Mora però nettamente in vantaggio, quindi arriva per lui la vittoria. Lallo Mora 24,15 per aprire davvero con un super tempo la stagione, per essere in questo periodo d'ottobre davvero una grande prestazione, a soli 2 decimi dal suo migliore. 24,15 Lorenzo Mora. Su Fabio Laugeni 24,72, Davide Nardini 25,19.